Ben ritrovati al nuovo appuntamento di F Motori, il magazine settimanale del motorsport, raccontato su Telefriuli. Un saluto da Marco Angileri. In questa puntata saremo assieme a Mauro Tavella, entrato nella stanza dei bottoni a Parigi alla FIA, Federazione Internazionale di Automobilismo, con il ruolo di presidente mondiale del comitato Cross Country Bahia. E nella seconda parte si parlerà di enduro, avremo il pilota Thomas Bastiani assieme a Tony Specia, ci racconteranno le novità per la stagione 2022. Siamo con Mauro Tavella, parliamo di questa nuova nomina importante in chiave FIA come presidente di una commissione che conta molto nell'off-road. Sostanzialmente è il comitato che riguarda tutte le gare di Bahia, quindi tutte le Bahia a livello mondiale, è valide per la Coppa del Mondo, i campionati regionali, quindi il campionato europeo, il campionato mediorientale, e tutti quei cross country rally che non fanno parte del campionato del mondo, perché esiste un altro comitato omologo al mio, che io presiedo, che è il comitato del campionato del mondo, il cosiddetto W2RC, quindi sarebbe VRC col 2 prima della R, così l'hanno soprannominato, ed è il campionato del mondo Rally Raid. Lì c'è un altro comitato, però si occupa solo del mondiale. All'interno di questo comitato c'è comunque l'ASO, che è la società promoter del campionato del mondo, proprietaria della Parigi-Dakar, sì, no. No, ciuffoli, insomma. No. Unico italiano, tra l'altro, Mauro, a presiedere una commissione. Questo è sicuramente prestigioso. Sì, è vero, sono l'unico italiano presidente di una commissione e non ti nascondo che c'è un certo orgoglio, chiaramente, perché chiunque al posto mio sarebbe molto soddisfatto e molto contento di quel ruolo, e vuol dire che hanno deciso di rovinare il cross country, ci hanno messo me. Dunque, nella stanza dei bottoni, dopo tanta esperienza con l'Italian Bahia, un tuo gioiellino che anno dopo anno hai fatto crescere. Senz'altro l'Italian Bahia è stato l'elemento chiave di tutta questa operazione qua, oltre ad Angelo Sticchi Damiani, il nostro presidente dell'Automobile Club d'Italia, che lui ha suggerito la mia figura. Io questo devo dire che non lo sapevo, per me è stato un fulmine al ciel sereno. Sì, è stata fatta questa scelta e è un po' emozionante parlare di questa cosa, però come ti dicevo l'Italian Bahia ha avuto come ti posso dire, è stata la chiave di volta di questa operazione, perché sono entrato la prima volta, mi ricordo, proprio ne parlavo l'altro giorno quando abbiamo fatto la prima riunione, la prima riunione era proprio a ottobre del 2001, che mi ero inventato un viaggio di nozze con mia moglie, che mi ero sposato il 13 di ottobre, ho detto: amore, guarda che bello, andiamo a farci un weekend a Parigi. Ah sì, bravo, che bello. Poi in realtà a lunedì c'era una commissione e probabilmente era il destino che mia moglie sposasse me e sposasse anche il cross country e la FIA. E fu la prima riunione, mi ricordo, all'Hotel de Castiglione, e lo raccontavo anche ai colleghi della commissione, e da lì è iniziato questo percorso. Lì proprio ero un umile ospite, però organizzatore di una gara di Coppa del Mondo. Quella volta c'era l'incontro con Eurosport, che doveva diventare promoter, e l'ho fatto per 2 anni della Coppa del Mondo Cross Country Rally, e poi da lì piano piano, facendo il Bahia, inizialmente sono entrato come ospite, come uditore, poi nei working group, poi dopo sono entrato come componente, poi come steward, e poi ad un certo punto il 26 luglio mi arriva questa telefonata da parte di Yves Maton, che mi chiede, io l'avevo chiamato perché mi occorrevano dei waiver per l'Italian Bahia, e mi dice, gli chiedo: grazie che mi hai chiamato, mi occorreva il waiver per questo, sì, ok Mauro, va bene, lo facciamo, si fai le richieste, boh. Ok, grazie. Dico: no, fermo Mauro, devo chiederti un'altra cosa. Porco can, dico: cos'è che mi devi chiedere? No, sai, abbiamo fatto un incontro ieri con l'aiuto e col presidente Todd, e a nome di Jean ti chiedo se tu sei disponibile a fare il presidente del comitato Bahia a livello mondiale. Ti lascio immaginare in quel momento come mi sono sentito, però ho detto: se avete scelto me, io vi ringrazio, la cosa mi lusinga, e basta che tu mi aiuti, perché da solo è un po' difficile, però sicuramente ce la farò, e ti do il consenso sicuramente, e ringrazia il presidente Todd,
e digli che spero di non deluderlo. Questo è quello che ho detto quel giorno. Però ti dico, l'imbarazzo non era poi. Ero con mia figlia in macchina, dico amore guarda che devo parlare inglese per 5 minuti, non preoccuparti. Ok papi, non c'è problema. E la stavo portando dalla sua amica e mi ricordo il momento preciso, dov'era, l'orario, tutto, perché sono cose che nella vita ricorderai per sempre. Allora, un po' di anticipazione per quanto riguarda Italian Bahia 2022, Mauro. Dovrei cambiare marca, però cambiare camicia, dovrei usare quella del Bahia. Anticipazioni: intanto il Consiglio Mondiale con le vote di venerdì ha sancito il calendario definitivo, quindi siamo dal 7 al 10 di luglio 2022. E cambieremo format perché l'anno scorso abbiamo fatto dei test, metà dei quali sono andati male, quindi il fallimento totale, abbiamo sbagliato in pieno. Ho sbagliato perché non sono uno che non riconosce gli errori. Ho fatto dei calcoli male, ho fatto degli errori di valutazione su due cose molto importanti che ha determinato l'insuccesso di 2 punti, mentre invece altri 3 punti del mio progetto sono andati molto bene. Faremo il format, quindi cancellato il format 21, si va nel format 22 che è il tradizionale format di 4 giorni. La gara è anticipata al mese di luglio, concordato con la federazione perché questo era lo spazio disponibile nel calendario. Se fossimo andati a settembre saremmo finiti di nuovo concomitanti al Gran Premio di Formula 1 ed è una cosa non fattibile, esattamente una settimana prima di altri eventi che ci sono qua nel territorio nostro, quindi ci saremmo complicati particolarmente la vita. In realtà andando a luglio abbiamo le giornate più lunghe, quindi ci possiamo divertire molto di più e c'è una temperatura più alta, forse anche un momentino troppo. E ci saranno delle novità regolamentari perché abbiamo introdotto delle classi nuove, lo possiamo anticipare, è una notizia che verrà ufficializzata più avanti non appena verranno approvati i regolamenti della federazione, ma ciò che abbiamo proposto a livello nazionale è il THS, che sono le vetture da competizione cross country storiche, quelle che la Dakar fra qualche giorno vedrete denominata a correre nella cosiddetta Dakar Classic. Per quanto riguarda Italian Bahia, ripeto, un format rivisto, stiamo cercando di proporre un percorso non di 80, 90 o 93 km, ma cerchiamo di arrivare a 130 km per ridurre da 4 a 3 soli passaggi sullo stesso tratto, andando 2 volte il sabato in una direzione e la domenica mattina in direzione contraria. Così si crea un minore impatto sul territorio, così abbiamo una riduzione del disturbo verso la parte di chi magari è più affezionato all'ambiente, e stiamo lavorando non per quest'anno ma per il 2023-2024 di allinearci al PNRR, se così si può dire, e quindi cercare di introdurre i veicoli ibridi e poi elettrici nel cross country e quindi nell'Italian Bahia. Quindi già troverete una sigla che sarà TU. Che veicoli sono i T sono i veicoli tout terrain, cioè i cross country. U vuol dire ultima generazione, ultimate sarebbe in inglese, ma l'ultima generazione, quindi che prevede la motoristica elettrica, motoristica ibrida, motoristica idrogeno, quindi le varie soluzioni che ci possono essere che la tecnologia sta offrendo al market. Non sarà l'unico appuntamento nel 2022, l'Italian Bahia Coppa del Mondo, però a marzo un altro appuntamento, l'Artunia Race. È stato un bel successo l'anno scorso, inaspettato. Abbiamo voluto fare questa prova di una manifestazione su un terreno realistico, c'è l'entusiasmo dei sindaci, i piloti l'hanno apprezzata. Secondo me, fatta inizio stagione, favorisce la preparazione degli atleti, chiamiamoli così, i nostri piloti e dei loro veicoli, senza creare molti danni. Creiamo, uno stimolo, un entusiasmo per iniziare la stagione, pochi danni alle macchine, percorso realistico molto bello. Poi si sa che i rally su terra più belli sono in provincia di Pordenone, nella campagna di Marsura, dove io sono cresciuto quando ero bambino. Cambierà qualcosa in chiave campionato italiano cross country rally side by side, anche in virtù del tuo ruolo in AC Sport? Allora, quello che abbiamo proposto alla giunta sportiva per il 2022 è di fare 2 campionati separati, uno per il T1 e T2 e un altro per il T3 e T4. Cosa c'è di bello? Secondo me ci sarà
l'Under 18, stavo dicendo Under 24, ma non è per noi Under 18, cosa molto particolare, poter permettere di far fare dei rally a dei minorenni nel rispetto della normativa vigente. Perché gli SSV sono motoveicoli, si possono guidare dai 16 anni in su, di conseguenza neopatentati sedicenni potranno competere nelle specialità cross country guidando o un T3 o un T4, e novità che stiamo proponendo e che deve essere approvata fra poco, il T4N, cioè il veicolo realmente di serie, proprio per creare un entry level affinché questi piloti possano spendere meno soldi, perché la macchina costa meno da preparare, e partecipare al campionato. Partecipando al campionato italiano avranno poi dopo una loro coppa e anche un piccolo montepremi, un aiutino che diamo a questi ragazzi. Dall'altra parte, come dicevo poco fa, faremo il campionato italiano T1 e T2, quindi veicoli di serie e prototipi, e poi dopo ci sarà la categoria Open, che include i TH e i TS, cioè i veicoli di scaduta omologazione e i veicoli della Dakar Classic. Quindi secondo me sarà un bel campionato. 2 campionati separati, perché abbiamo le automobili categoria internazionale M e i motoveicoli categoria internazionale L, che sono dei veicoli che hanno delle performance differenti. Cioè noi abbiamo nel T1 abbiamo 20 quintali con 300 cavalli, di là abbiamo 160 cavalli con 700 kg. Il rapporto peso-potenza è molto importante, quindi sono più favoriti i TM, insomma gli ex TM, ora T3 e T4. Buonasera, Tony Speccia e Thomas Bastiani con noi per raccontare quello che ormai sarà soprattutto la stagione 2022. Benvenuti. Buonasera a tutti. Allora, partiamo dal più giovane, dai. Thomas, una scelta la tua di trasferirti proprio per motivi principalmente legati a quello che sarà la prossima stagione nell'enduro. Allora raccontaci queste grandi novità, perché innanzitutto c'è una moto nuova, poi ce lo spiegherà anche Tony Speccia. Sì, allora da 2 settimane mi sono trasferito qua a Possagno da Tony Speccia al Team Speccia, e abbiamo deciso di affrontare questa nuova avventura perché comunque è sempre stato il mio sogno, e abbiamo cominciato a lavorare con la moto nuova. Mi trovo molto bene e mi piace molto. Allora parliamo di quale moto, andiamo a dirlo. Io lo so, però a casa ancora no. Beh, il prossimo anno correrò col Fantic 125. Perciò una moto nuova. Allora, Fantic 125, Tony Speccia la conosce già molto bene, perché ricordiamo che la sua Academy ha coltivato, tra virgolette, anche un talento per quanto riguarda appunto l'enduro nazionale. Riccardo Fabris, che ha portato a casa un titolo italiano proprio con una Fantic 125. Adesso questo giovane baldanzoso, classe 2005 se non vado errato, vero Thomas? Sì, giusto. Ecco, c'ha un futuro davanti, vero Tony? Sì, diciamo che questo progetto è partito ancora qualche anno fa, abbiamo messo giù le basi bene per dare al massimo aiutare i ragazzi, farli sentire a proprio agio, per far capire cosa significa comunque fare uno sport da professionisti, soprattutto nel motorsport. Diciamo che Thomas è il primo. Siamo partiti con Adi, però che si è trasferito a casa. Abbiamo lavorato negli ultimi anni per riuscire a creare questa realtà, e dal mio punto di vista, per dare il massimo e comunque aiutare i giovani a uscire e a sviluppare il massimo del loro talento, abbiamo deciso di coprirli a 360 gradi, cioè trasferirli qui dal team in maniera che non abbiano nessun tipo di distrazione, o perlomeno siano più concentrati, vanno a scuola regolarmente, perché comunque una delle prime cose sono fermamente
che sono fermo in questa posizione, che loro comunque devono continuare ad andare a scuola, quindi al mattino a scuola siamo riusciti a trovare una scuola qui vicino, quindi uno sforzo non da poco per un ragazzo di 16 anni trasferirsi qui. Verrà seguito al pomeriggio con gli allenamenti, con una struttura comunque dedicata, e test delle moto, iniziare magari a capire cosa significa fare manutenzione della moto ordinaria, dal semplice lavaggio della moto alla pulizia del filtro aria, che è molto importante, che sicuramente lo aiuterà anche per un futuro, per qualsiasi altra cosa che farà, e poi verrà seguito da un preparatore atletico e da un mental coach, che comunque voglio dare la possibilità ai ragazzi di crescere in tutto e per tutto, e quindi diciamo che è un sogno che si realizza, perché siamo partiti, come ripeto, 3 anni fa per portare avanti questo progetto e per aiutare i giovani. Siamo partiti con lui. Fantic 125 è una moto affidabile, è una moto che ci ho già lavorato negli ultimi 2 anni, e quindi siamo partiti da questa base, insomma. Thomas Bastiani, tra l'altro ti sei distinto parecchio perché hai fatto un finale di stagione veramente ottimo, ti sei fatto notare nonostante tu abbia poca esperienza nell'enduro, quello vero. Ti ricordo, tra l'altro in una grandissima gara agli Assoluti d'Italia di Maniago ti sei fatto notare poi anche nelle altre gare, perché nel Triveneto sei sempre andato fortissimo. Sì, quest'anno è il primo anno, diciamo, che ho fatto parte dell'enduro vero, e quest'anno sono riuscito a fare il campionato Triveneto Enduro e sono riuscito a vincerlo, e adesso nel finale di stagione abbiamo fatto gli Assoluti d'Italia, è andata molto bene, e l'ultima gara di Italiano Under. Questo è importante perché anche lì ti sei distinto, soprattutto ormai hai trovato il tuo feeling perfetto con la moto, il 125, che se poi chiaramente è una moto, quella che andrai a guidare nuovissima, un Fantic, perciò le misure dovrebbero essere prese rispetto a quello che hai utilizzato, mi sembra, fino a Maniago. Sì, allora mi sono trovato fin da subito molto bene col Fantic. Le ultime gare, diciamo che le ho prese più come un'esperienza, ecco. Senti, che idea hai nella serie il prossimo anno? Quale sarà il programma? Poi chiaramente c'è lì anche Tony per suggerirti le cose. Ancora il campionato italiano Under 23, immagino, ancora Triveneto nel futuro, perché i passi, tra l'altro 3 giovanissimo, perché a 16 anni hai bruciato le tappe, e soprattutto entrando più o meno nella top 10 del Triveneto assoluto, a mio avviso è un grandissimo risultato, perché hai messo dietro veramente dei piloti molto forti e con delle moto con potenzialità maggiore, perciò l'idea immagino tu ce l'hai già chiare. E allora il prossimo anno puntiamo soprattutto all'italiano Under e all'Assoluto d'Italia, poi chissà, faremo magari anche qualche tappa del mondiale. Tony, il suggerimento per il mondiale è arrivato da te, immagino. Sì, allora sicuramente il campionato italiano Under e quello e gli assoluti sono i 2 campionati di punta che comunque vogliamo fare bene, insomma. Sempre in collaborazione poi con il Motoclub Manzano. Sempre con la collaborazione del Motoclub Manzano, che loro sposano in pieno il progetto giovani, è una cosa che io ho sostenuto e che il Motoclub ha sempre sostenuto, quindi è una cosa molto buona, perché aiutare i giovani con una struttura sia come la mia che come Motoclub, come il Manzano, comunque è molto sacrificio, e quindi però vedo che i risultati ci sono. Abbiamo visto che anche al campionato italiano Under siamo accompagnati da parecchi piloti, e quindi anche con Minotto, voglio dire che comunque sta andando bene, quindi il progetto giovani viaggia veramente nella stessa direzione. E poi vediamo in base alle prime gare se come premio possiamo fargli fare qualche gara di mondiale, o vediamo come si comporta, insomma.
Senti, io ho visto sempre comunque un gran bel numero di piloti gestiti dal Team Special in occasione, diciamo, delle gare qua nella nostra zona. Questo vuol dire anche un continuo sviluppo per quanto riguarda il tuo team, che ha completamente sposato anche quella che è la filosofia Honda Red Moto, mi sembra. Sì, noi la filosofia comunque Honda Red Moto la portiamo avanti. La portiamo avanti perché comunque io lavoro con loro con Honda dal 2008, quindi sicuramente è un marchio che si distingue su di me, insomma, quindi procediamo per questa strada. Il discorso dell'Academy 125 è abbastanza scontata perché Honda non fa nessun due tempi e quindi ci siamo sbilanciati con questo altro marchio. Comunque con le moto grosse, mettiamolo così, il 250 4 tempi e il 450 proseguiremo con Honda. Ci saranno anche lì delle novità per la stagione 2022, che schiereremo un pilota sicuramente nell'E 1 e stiamo definendo le ultime cose per definire un altro pilota nell'E 2 con Honda, e quindi andiamo avanti così. Grazie a Tony Speccia, grazie a Thomas Bastiani, ci hanno un po' raccontato quelle che saranno le novità di questo team, collegato poi anche al Motoclub Manzano per quanto riguarda appunto la stagione 2022. Buon lavoro, perché sappiamo che voi state già lavorando parecchio in prospettiva 2022. Grazie e buona serata. Grazie, ciao. A tutti. Ed ora le immagini, quelle splendide, quelle di Rally Chuck dal Mondiale VRC, l'ultimo appuntamento da Monza, che ha incoronato come vincitore del Mondiale 2022. Ancora una volta, ancora lui, Sébastien Ogier. Prima dentro partire, così ha spostato a rotobare.